Come here, ass fuck! Nelle puntate precedenti, Mario prova a incastrare Lord Micidial chiamando l'unico corpo dell'esercito che può arrestarlo, i bersaglieri. Tuttavia, il frastuono delle trombe allarma il vecchio malandrino, dandogli l'opportunità di fuggire. Accidenti! Alla prossima occasione! Melanie viene nascosta dietro la massa imponente di Jenny e grazie a questa geniale tattica riesce a intrufolarsi nell'ufficio del padre e a impossessarsi del video del rapimento di Buonanima. In seguito, grazie all'aiuto di Giobbe, Mario e Melanie scoprono una cosa davvero pazzesca. Eccolo! Il cameraman che ha girato il video è l'insospettabile Pinocchio. Ma quello è Pinocchio! E ora guardiamo la nuova puntata di Mario con i fratelli Peluria che fanno sempre ridere. Magna che buono, eh? Che Magna. L'ho fatto con i brufoli. I brufoli? E che? Il post. Magna. No, Com'è? Com'è? Potevi fare meglio, però buono. Poi ci metto la ciste pure che c'ho qua. La ciste. metti. Prima la ciste. No, a me, non così. Pino, scusa, ma oggi da qua non si può entrare. Ma perché? È ozio! No, è che c'ho i cecchini che stanno a fare dei lavori. Poi può! Riduzione del personale. E come fa adesso, Maremma? Comunque, guarda, puoi entrare là dalla scala laterale. Va bene, ozio. Ciao, Pino. Pinocchio! Occhio! Ma quanta fretta! Ma dove corri? Ma dove vai? Buon lavoro! Ma se ti fermi, Per un momento! capirai Cosa? che non c'è bisogno di andare al lavoro. Che cosa ci vai a fare, caro? Sei uno stagista, manco ti pagano! Piuttosto vieni con noi nel paese dei sindacati, dove si protesta tutti i giorni e si ottengono tanti diritti per i lavoratori. Il paese dei sindacati! Quanto mi garba! Pinocchio! E se poi te ne penti? Cri! Zitto, grillo maronno del malagurio! Cristo! Va bene, amici, accetto! Bravo! Di noi? Ti puoi? Fidar! Vieni, Pinocchio, vieni! Ma dove cazzo è quel figlio di una sega? E Lele, Pinocchio non sta arrivando. Sto io al mixer video. Vabbè, dai, vado con lo sponsor, dai. Questo programma è offerto da... Che motoseghe! Che abbattimenti! Che ruspe micidiali! Ah, questo è senz'altro il miglior disboscamento a cui abbia mai assistito! Sa cosa le dico, commendatore? Dica! Che un plauso va fatto anche al cemento, che non mi pento di definire colato! Ben detto! Colonnello, ho un certo languorino che ne dice di rifocillarci con delle gustose carogne! Ahimè, devo rifiutare, commendatore, perché ho deciso di essere vegetariano! Ah sì? Allora so io cosa fa per lei! Porcor! Sei vegetariano ma ami la carne? Dalle antiche vette dell'Imaiale arriva Porcor, il maiale vegetale. Porcor, il maiale coltivato ad arte. Coltiviamo porci per voi. Porcor, il gusto del maiale con i benefici del vegetale. Porcor, il maiale vegetale. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Buongiorno e benvenuti al Meci di TG. Cominciamo questa edizione collegandoci con Gio Cagnaccia per scoprire gli ultimi aggiornamenti sull'andamento del Salamone.
la macelleria Salumeria da Filippone, dove le quote del salamone continuano a scendere. Il salume è invenduto da 2 mesi, ma seguiamo ora in diretta l'andamento odierno. 3 etti di mortadella. Dopo. E 2 salamoni. Salamone! No, volevo dire salsiccione, scusa. Salsiccione? Sì. Come vedete, il salamone non decolla neanche oggi, ma qualcosa potrebbe cambiare. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei questo cestino di salamini. Salamini? Sì. Un prosciutto intero, una mortadella da 20 kg. 20 kg? Sì. E un po' di salsiccia. Un po'. Beh, poi... Senta, prenda pure il carrello, eh. Questo lo può prendere subito. Sì. Prego. Il prosciutto intero. Una bella bestia. Poi vorrei una bresaola di bisonte, poi vorrei una coppa. Prego. E poi vorrei un po' di Salamone? No, salamelle. Vorrei un po' di salamelle. Questo. Poi vorrei un po' di carnazza. La carnazza. La carnazza. La proprio. carnazza. Ah. E sono a posto. Grazie. 728 euro. Sta a posto così? Visto che ha preso tutta questa roba, lo vuole un salamone in omaggio? In omaggio? Ma non vorrei esagerare, eh. Grazie, no. Come vedete, anche oggi il trend del salamone chiude in negativo. Da qui è tutto, a voi studio. Cazzo devo fare io con sto salamone? E questo è il paese dei sindacati? Grazie Gianni, puoi andare. Alla faccia ragazzo. Occhio Pin. Cinese? No, io sono toscano, sono Pinocchio. E lei chi è? Sono Adalgisa Mangiafuoco. Qui nel paese dei sindacati ci battiamo per le persone meritevoli come lei. Oh, quanto mi garba! Dunque, vediamo un po'. Qui vedo una laurea in regiologia, master ad Harvard in TG, dottorato alla Columbus University. Sì, le mettete sullo zapping, è stata pubblicata anche sul Time. Lei non può rimanere uno stagista. Deve assolutamente essere assunto. Sì! E se le dicessi che posso darle una mano, che ne so, magari con un contratto a tempo indeterminato. Con i ticket? Con i ticket. E le ferie pagate. Sarebbe bello, ma come posso fare? No, niente di che. Deve semplicemente rispondere a una domanda. Sappiamo che l'altro giorno ha girato un video con un uomo legato a una sedia. La domanda è: dove ha girato questo video? Se rispondo mi farete assumere? Certo, ma mi deve dire la verità. E lei sa che se dice una bugia io lo capirò. Sì, allora, l'ho girato nel magazzino segreto di Ippolito Germer che si trova al piano meno 77 del Micidial Building. Adesso posso firmare? Tempo al debito, Pinocchio. Prima dobbiamo mettere in moto la pratica burocratica. Bene, ora vediamo quali nuove malattie ci propone il nostro Ippolito Germer. La malacqua, il tifone, l'eiaculazione precotta. Queste alcune delle malattie che vi auguriamo di contrarre nelle vostre vacanze. Noi oggi invece parleremo di una patologia molto rara e lo faremo col nostro malato di fiducia, il signor Poveracci. Buongiorno. Buongiorno Ippolito. Allora, quale malattia ci presenta oggi? Purtroppo è un periodo che soffro di un forte raffreddore e mi fa solo sì. Raffreddore mi fa solo... Ci spieghi meglio? È una malattia molto simile al comune raffreddore, solo molto più musicale. Musicale. Ecco, vedi. È molto fastidiosa. Fastidioso. È anche piacevole da ascoltare, per certi versi. Cosa devo fare, signor Ippolito? Non le piace un po' di musica? Mi piace, però il raffreddore... Le dà fastidio? La musica mi piace, ma il raffreddore no.
Non si preoccupi, signor Poveracci, perché oggi, grazie ai laboratori Micidial, noi abbiamo trovato la soluzione. Facciamo entrare il maestro Riccardo Muto. Prego. Grazie, mi è passato. Grazie maestro, molto gentile. Grazie, molto gentile. Gioisca. Grazie mille, sono gioioso. È gioioso e allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E buone malattie a tutti. E a un anno dalla morte del noto attore Angelo Paradisi, in arte Merda, noi lo ricordiamo con una nuova rubrica, 1 minuto di silenzio. Facciamolo partire. 1 minuto di silenzio. Ma che fai? Scorreggiato! Hai rovinato il minuto di silenzio! Ma che rovinato? L'ho fatto in suo odore! In suo odore! Senti? Bravo. Ecco qua. Cos'è? Va bene, lo sponsor proprio adesso, a conclusione di questo momento commovente. Va bene, andiamo avanti. Ora un tuffo nel vecchium con Nevio Nipoti. Come non eravamo. Un tuffo nel passato con la voce di Nevio Nipoti. Eccoci giunti a Pietra Pelosa, piccolo borgo italico dal quale Carmelo Acciaccavecchi è scappato 2 anni or sono per andare alla volta delle isole Hawaii. Ed ecco il padre che lo saluta con affetto insieme ai suoi familiari. Carmelo, figlio mio, come stai? Noi stiamo tutto bene. Quest'anno ha fatto 45 quintali di nebbia. I bambini giocano a palle di nebbia. Hanno fatto pure un pupazzo di nebbia. Da quanto te ne sei andato è tutto come prima. Lo zio Prete si è fatto papa. Ve ne dico a tutti. Tua mamma è diventata un pagliaccio. Si chiama Spirulicchio e ci fa tanto ridere. La tua bambina si è diventata rinsecchita e sembra un rachitico. Ti vuole dire una poesia? La nebbia, sale la nebbia è salita e non si vede più un cazzo. E non ti ne parolaccio! Torna, Carmelo, torna! T'aspettiamo tanto, Carmelo! T'aspettiamo tanto! Torna! Abbiamo fatto pure la torta che ci facciamo tutte insieme. Ciao Carmelo, ciao, torna presto. Una gallina cova dell'odio. E prosegue la campagna elettorale del candidato premier Ginetto Micidial. Questa mattina il simpatico leader del partito Tutti Famosi si è recato a portare conforto alle centinaia di giovani che sono in fila per i provini del Grande Fratellone. Vediamo il servizio. Iniziano oggi i provini della nuova edizione del Grande Fratellone. Fin dalle prime luci dell'alba in molti si sono presentati in attesa di avere la loro chance di entrare nel mondo dello spettacolo. Sentiamo cosa hanno da dire alcuni di questi giovani disperati. Voglio fare il Grande Fratellone e un calendario. Il Grande Fratellone è una speranza di vita. Io mi sono laureato col massimo dei voti in autografologia e sono abilitato all'esercizio dell'autografo. Ma se non divento famoso, come faccio a esercitare? Vuoi vedere? Ce l'hai una penna?
Tieni. Lo vuoi un autografo? No, non sei famoso. Hai visto? Cresce l'entusiasmo tra i morti di fama nell'attesa che arrivi il candidato premier Ginetto Micidial che li sosterrà con il suo pugno di pollice. Io so di politici che hanno sistemato figli e nipoti all'interno della casa del grande fratellone. E noi? E noi figli d'operai a fare la fama. Dobbiamo essere tutti famosi! Tutti famosi! Tutti famosi! Ed ecco arrivare l'auto del rampollo. La gente si accalca attorno al leader per stringergli la mano. Forza che ce la fai! Forza che ce la fai! Sono venuto qui perché non è giusto che in questi reality show solo 1 su 1000 ce la fa. Allora con tutti i famosi al governo 1000 su 1000 ce la fa. Tutti famosi. Tutti famosi. Saremo tutti famosi. Pugno di pollice. Ma la campagna del leader di tutti famosi non finisce qui. Domani infatti il candidato premier è atteso per un altro bagno di fogna ai provini di Amici. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. È un peccato che tra di noi ci debba essere questo muro di lardo, Melanie. Hai ragione, ma ci sono telecamere ovunque, anche in questo ascensore. Non possiamo rischiare che qualcuno mi veda. Parlate con comodo. Facete come se fossi un fantasma. Scusa, Jenny, ma questi sono gli unici momenti in cui possiamo avere un po' di intimità, capisci? Se Pinocchio ha detto la verità, e sono sicura che l'ha detta perché non gli si è allungato il naso, tra poco ritroverai il tuo buonanima. Sì. E poi saremo felici insieme, eh? Sì. Mario, love me tonight. Love me forever and ever, Mario. Almeno mi sono buscata qualcosa pure io. Siamo arrivati. Jenny, da questo momento in poi non ci sono più telecamere. Grazie. Chiudi. Paolo! 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 Mario! Paolo! Fermo, aspetta, ti fai male. Usiamo il trucco più vecchio del mondo. E qual è? Qual è? Bussare. Funziona. Paolo! Paolo! Poveracci! Mario, meno male che mi avete liberato. Quell'Ippolito mi mettete sempre qua per farmi venire le malattie che vuole lui. Senti, ma c'era Buonanima qui, hai visto Buonanima? Ma non ho visto nessun buonanima io sono sempre qua da solo, purtroppo. Poveraccio. Non ho visto nessuno. Senti, ma allora Pinocchio ci ha detto una cazzata, ci ha mentito. Ma è strano, non gli si è allungato il naso. Ma sei sicuro che a un essere umano in carne e ossa gli si possa allungare il naso? Ciao babbo, scusa se sono in ritardo, però era importantissimo. Scusa il cazzo!